Ringrazio le istituzioni per la presentazione di oggi, dove con il libro Riccardo, Il tuo sorriso illumina la nostra vita, ho raccontato la nostra storia. La nostra storia è quella di un bambino che purtroppo ha avuto dei gravi danni cerebrali alla nascita ed ha avuto una diagnosi severa di tetraparesi spastico-distonica, quindi purtroppo non potrà più muoversi, camminare, parlare nella sua vita. Però la nostra ricerca ci ha portato, con l'amore che ci ha supportato, come mia moglie e nostra figlia, a girare tutto il mondo e a scoprire un metodo, si chiama il metodo Feldenkrais, che tramite il movimento, dei movimenti estremamente dolci e delicati, può aiutare il cervello a ricreare quelle connessioni danneggiatesi. E quindi con questo metodo stiamo riabilitando Riccardo, che sta facendo veramente dei progressi importantissimi, e la Regione ha ascoltato le nostre istanze e quindi già nel 2019 ha modificato una legge regionale, la 6 del 99, per cui oggi la Regione Veneto è l'unica, diciamolo in Italia, rimborsa questo metodo alle famiglie con bambini disabili. E oggi la cosa che sogniamo è non solo che Riccardo possa ballare al suo matrimonio, ma che questo metodo venga offerto a tutti i bambini appena nati, ed abbiamo presentato un progetto, si chiama Brain Up, assieme al professor Masiero, che è il primario di neuroriabilitazione di Padova, per cui ci appunto proponiamo di indagare i benefici che questo metodo può dare a tutti i bambini, e la Regione, appunto, io mi auguro molto presto sta analizzando il dossier e possa far partire assieme a noi questo progetto.